Terre Evolute, Festival della Bonifica, qui a San Donà di Piave incontriamo Andrea Crestani, direttore generale di Ambi Veneto. Benvenuto direttore, un festival importante dai numeri importanti. Direttore, parliamo di Ambi Veneto, quali sono i numeri del consorzio che afferisce appunto alla nostra regione? L'Ambi raggruppa gli 11 consorzi di bonifica del Veneto, è un'associazione, i nostri consorzi dimostrano e sono in Italia la più grande realtà che abbiamo nel nostro paese. Vi cito solo alcuni numeri: noi gestiamo e facciamo la manutenzione per 24.000 km di canali. Gestiamo circa 400 impianti idrovori, che sono più della metà di tutti gli impianti che esistono in Italia. Il nostro territorio, un terzo, quindi quasi 400.000 ettari, sono sotto il livello del mare e l'acqua non defluisce se non attraverso il pompaggio quotidiano di questi grandi impianti idrovori, cosiddette cattedrali dell'acqua, che proprio in questi giorni di settimana della bonifica in tutta Italia e anche in Veneto sono aperte a visite guidate. Durante il festival i tour porteranno le persone proprio a visitare questi grandi snodi idraulici che mettono in sicurezza il territorio. Sicurezza del territorio che deve essere anche una consapevolezza soprattutto per il cittadino. Sì, questo proprio, e attraverso il festival vogliamo intercettare proprio chi non è l'esperto, non è il tecnico, non è il docente universitario, non è chi si occupa di queste materie tutti i giorni, ma il cittadino comune, il cittadino che vive su un territorio e, come spesso abbiamo detto, proprio per la troppa sicurezza generata da tutte queste opere ha perso la memoria di vivere in un territorio che un tempo era allagato, era acqua, era una palude, era malsano, e grazie proprio alla bonifica è diventato un territorio ospitale, un territorio dove si è iniziato anche a produrre attività agricola e non solo, attività economiche, industriali, commerciali, artigianali. Ecco, la memoria persa ha fatto sì che il cittadino si allontani proprio da questo tipo di esperienza. Attraverso dei format di coinvolgimento, gli spettacoli, i tour, le manifestazioni, stiamo cercando di far approcciare il cittadino a prendere coscienza dell'importanza del nostro territorio, del Veneto, unico come regione in Europa, soprattutto proprio per l'effetto di questo grande lavoro svolto nei secoli da chi ci ha preceduto proprio nel risanare un territorio. Allora viene proprio da dire che non abbiamo memoria, perché quando si parla di bonifica o di terre strappate al mare si corre sempre agli esempi del vicino o di altri stati, parliamo che so dell'Olanda, dove hanno fatto grandi opere, ma qui da noi la storia parte da molto prima, direttore. Certo, nei libri i ragazzi a scuola studiano l'Olanda come una terra strappata dal mare e studiano le dinamiche che hanno portato una nazione a diventare produttiva. Gli olandesi hanno probabilmente copiato proprio dai veneti, che ancora all'epoca della Serenissima, se non prima, hanno lottato proprio per strappare le terre dal mare, hanno messo in atto tecniche straordinarie. Pensiamo a tutti i fiumi che sono stati deviati dalla laguna per salvare la laguna e per proteggere un territorio. Questo però, ripeto, nella memoria storica persa da tutti, ha fatto sì che, anziché preservarli, questi territori, abbiamo cominciato a edificare sopra, a costruire superfici artificiali, quasi a depauperarlo questo territorio, fino quasi a comprometterlo. Uno dei simposi del primo giorno è proprio, i due titoli sono rigenerare le città e ripensare il territorio. Se noi non mettiamo in atto una rigenerazione delle attività e dei territori rispetto alla loro conformazione geomorfologica, rischiamo di perdere quel valore aggiunto che la bonifica ha creato in questi secoli. Il futuro, quale sfide aspetta all'Ambi Veneto? Le sfide future sono quelle di riuscire a rendere sempre più sicuro un territorio, quindi necessitano di nuove regole e nuovi investimenti, perché la bonifica va anche questa ripensata. Un tempo avevamo bisogno di allontanare più velocemente possibile l'acqua dai territori, oggi vediamo che grazie per effetto di cambiamenti climatici abbiamo la necessità di trattenere l'acqua e quindi di trattenerla nelle parti più alte della regione per poterla poi utilizzare anche nei periodi estivi, soprattutto per l'irrigazione, perché è l'altro elemento straordinario di sfida, che è la risorsa idrica, la risorsa acqua per lo sviluppo di un territorio. Grazie ad Andrea Crestani, direttore generale di Ambi Veneto.
Francesco Vincenzi, presidente nazionale AMBI, Associazione Italiana Bonifiche. Allora Presidente, un festival importante per avvicinare la bonifica ai cittadini. I cittadini si accorgono della bonifica solo quando arrivano le bollette da pagare o quando c'è da protestare, magari c'è una situazione di allagamento, un'alluvione o quelle che adesso si chiamano bombe d'acqua. Con questa manifestazione che cosa si vuol portare a conoscenza della cittadinanza? Si vuole raccontare un mondo della bonifica che in modo silenzioso lavora quotidianamente per mantenere la sicurezza di questi territori, per approvvigionare l'acqua da questi agricoltori, questa agricoltura che è importante in tutto il mondo per la qualità dell'agroalimentare, ma soprattutto lavora per mantenere questa straordinaria bellezza del territorio che fa del Veneto una delle caratteristiche principali anche come meta turistica, ma soprattutto come meta come importante sviluppo economico che è stato dato al territorio. Allora i consorzi di bonifica che sono nati parecchi anni fa, e proprio qua, quasi 100 anni fa, si sancì la bonifica integrale, quindi la modifica moderna, che voleva dire difesa del territorio da una parte, ma soprattutto irrigazione per quelli che sono i mondi agricoli. Proprio da qui vogliamo partire a raccontare il nostro mondo a tutta la cittadinanza, a tutti coloro che sono interessati a capire quanto è importante che questi territori, per essere così sicuri, per essere così belli, ci sia bisogno ancora oggi di un lavoro quotidiano, magari silenzioso, magari che non è visibile a tutti perché lavoriamo magari in campagna aperta, ma che comunque serve per garantire appunto la sicurezza e la bellezza e il continuo sviluppo di questi territori. Per l'agricoltore e per l'industria è tangibile sempre il sistema bonifica, ma per il cittadino che, come dicevamo, se ne accorge solo in determinate situazioni è un po' più difficile. Che cosa bisogna cambiare per il futuro, Presidente? Innanzitutto il cittadino deve rendersi conto, e qui è il nostro compito come mondo dei consorzi di bonifica, di far capire qual è il lavoro quotidiano dei consorzi di bonifica. Dobbiamo farlo capire perché è proprio il cittadino invece, a causa dei cambiamenti climatici, purtroppo a pagare insieme all'agricoltura il conto più salato di questi che sono i cambiamenti climatici, come ha ricordato lei, le bombe d'acqua, ma soprattutto per colpa di questo sfruttamento esasperato del suolo, quindi con un consumo del suolo come c'è stato negli anni. Oggi, se non ci fosse il lavoro quotidiano, queste terre che le abbiamo chiamate evolute, ma anche volute per raggiungere degli obiettivi economici, per formare una popolazione, ritornerebbero alla loro origine. Allora noi dobbiamo cercare di far capire in modo importante, con il dialogo e con l'apertura di questi consorzi, e far incuriosire il cittadino che dietro il pagamento del contributo di bonifica c'è un lavoro importante che permette la vivibilità, la fruibilità di questi straordinari territori. Sono sfide importanti, sono sfide che però dobbiamo costruire. Se qui oggi parliamo di storia e parliamo di passato, credo che proprio da qui dobbiamo, insieme ai cittadini, insieme alle istituzioni, costruire un percorso di futuro, perché credo che questi territori, come tutto il nostro territorio nazionale, abbia bisogno di far nascere la consapevolezza che dobbiamo ancora vivere parecchi anni su questo territorio in modo sicuro e tranquillo. Grazie a Francesco Vincenzi, presidente nazionale AMBI.